Buongiorno, le principali notizie. A Palermo sfruttava i suoi dipendenti e gli chiedeva di restituire mezzo stipendio. Arrestato un imprenditore di Borgetto che si ribellava, veniva licenziato. A Gela, dietro la facciata di una parruccheria abusiva, un sistema di usura che per 10 anni ha stritolato le vittime con tassi fino al 68%, ritorsioni e intimidazioni, 4 gli arresti. Violenta rapina a Partinico nel Palermitano, in 4 aggrediscono una coppia e la derubano, poi tentano anche di violentare la ventenne, nella banda anche una ragazza. Lo Stato risarcisca la Sea-Watch dopo la decisione del Tribunale di Palermo che condanna al pagamento i ministeri. Si infiamma lo scontro politico tra governo e magistrati. La vicenda è quella della nave della ONG che forzò il blocco navale di Lampedusa. Intanto il Papa visiterà l'isola il 4 di luglio. Catania, ostaggio dell'inciviltà, divani, frigoriferi e water abbandonati su strade e marciapiedi. Vi mostriamo alcuni esempi. Nino D'Angelo torna nei palazzetti con il suo nuovo tour I miei meravigliosi anni 80 bis. Celebra 50 anni di carriera, il debutto domani al Pala Catania. Calcio, poker del Catania al Trapani. Nel recupero della 25esima giornata di campionato i rossazzurri accorciano sul Benevento capolista. Al Massimino una serata ricca di gol e anche di emozioni per la scomparsa di Orazio Russo. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenute. Dunque a Palermo sfruttava i suoi dipendenti e gli chiedeva addirittura di restituire il mezzo stipendio. Imprenditore così è stato di Borgetto, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza e chi si ribellava, pensate, veniva licenziato. Sentiamo Marco Gullà. Io ti faccio lavorare, ma tu devi restituirmi mezzo stipendio. Avrebbe sfruttato così i suoi dipendenti mal pagati e a volte costretti a restituire parte della paga. E se ti ribellavi, venivi licenziato. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato l'imprenditore Francesco Paolo Lombardo, 62 anni, titolare della Orto Sud di Borgetto, impresa che lavora nel settore delle insalate e dei prodotti ortofrutticoli già imbustati, venduti nella grande distribuzione e pronti per la tavola. Lombardo è indagato per lo sfruttamento del lavoro ed estorsione. Sotto inchiesta anche un suo stretto collaboratore. Niente ferie, nessun riposo settimanale per circa 20 dipendenti. In molti casi, inoltre, i lavoratori sarebbero stati costretti a prelevare in contanti parte dello stipendio per restituirlo al datore di lavoro. Per quello che percepivano i dipendenti, siamo quindi ai confini della schiavitù e se ti assentavi per malattia o impegni familiari, rischiavi licenziamento. Le indagini dirette dal secondo dipartimento tutela vittime vulnerabili della Procura di Palermo hanno fatto luce su un sistema di abusi, pratiche e prassi aziendali contrarie alle norme sui rapporti di lavoro subordinato, sfociato in alcuni casi in condizioni di vero e proprio sfruttamento. A Gela, dietro la facciata di una parruccheria peraltro abusiva, un sistema di usura che per 10 anni aveva stritolato le vittime con tassi fino al 68%, ritorsioni e intimidazioni. Gerry Italia. Una parrucchieria nel cuore di Gela, una innocua attività commerciale, seppur abusiva. Eppure, secondo gli inquirenti, dietro quelle saracinesche si nascondeva un sistema illecito di prestiti a usura attivo da almeno 10 anni. Con questa accusa è stata arrestata Milena Scudera, 41 anni, trasferita nel carcere femminile di Agrigento al termine dell'operazione Fenus, condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Gela e coordinata dalla procura. Le indagini, partite dalla denuncia di una delle vittime, hanno permesso di ricostruire un giro di denaro impressionante, tassi di interesse fino al 68% e un meccanismo di recupero crediti fondato su minacce, danneggiamenti e incendi. In caso di ritardi nei pagamenti, la donna avrebbe commissionato ritorsioni a pregiudicati, pagandoli anche 100 euro per ogni singolo atto intimidatorio. Gli investigatori hanno sequestrato oltre 162.000 euro in contanti e un vero e proprio libro mastro, ritenuto la contabilità dell'attività usuraia. Documentati anche 2 gravi episodi, l'incendio di un'auto e quello della saracinesca di un garage. I soggetti usurati non si rendono neanche conto di quanto hanno pagato, di quanto ancora devono pagare. Entrano in un giro di numeri e di soldi che li strozza completamente, che distrugge vite. Come sempre noi sottolineiamo che la denuncia è una strada che per questo tipo di reati è determinante. Oltre alla principale indagata sono finiti agli arresti domiciliari 3 uomini, tra gli indagati anche un minore. Le vittime accertate al momento sono 2, ma gli inquirenti non escludono che possano essercene altre ancora in silenzio per paura. Siamo riusciti a ricostruire la presenza di altre vittime
vittime, che alcune hanno confermato e si sono fidate delle istituzioni, altre invece no. È importante denunciare questi episodi, è importante fidarsi delle istituzioni. Un'indagine complessa durata mesi tra pedinamenti, osservazioni e controlli tecnologici che ha portato alla luce un vero e proprio sistema radicato nel territorio. Violenta rapina a Partinico, siamo nel Palermitano, in 4 aggrediscono una coppia e la rapinano, poi tentano anche di violentare una ventenne. Nella banda di aggressori c'è una ragazza. Sentiamo Marco Gullà. Li hanno individuati, inseguiti, speronati e rapinati. È il 30 novembre scorso, siamo a Partinico, 4 giovani del luogo, 3 uomini tra i 19 e 21 anni e una donna di 20 anni inseguono in auto una coppia di coetanei. Li accostano, li speronano e li minacciano di morte. Scendete dall'auto perché se no vi uccidiamo, gli gridano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i 4, uno dei quali armato di coltello, hanno costretto la coppia a scendere dalla vettura e l'avrebbero aggredita. La ventenne avrebbe colpito la ragazza, mentre i 3 uomini si sarebbero scagliati contro il giovane, ferendolo con alcuni fendenti e rubandogli 200 euro. Una brutale aggressione, ma non è finita qui, perché uno dei 3 aggressori ha tentato anche di violentare la giovane, che però è riuscita ad opporsi e a divincolarsi. Il fidanzato se l'è cavata con qualche giorno di prognosi e uno stato di shock per quanto accaduto. Per i 4 aggressori è stata invece eseguita un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Palermo su richiesta della procura. Sono accusati a vario titolo di violenza privata, rapina aggravata in concorso, lesioni personali in concorso e tentata violenza sessuale. Una cinquantenna di cicli, siamo in provincia di Ragusa, è morta nella sua abitazione 24 ore dopo le dimissioni dall'ospedale. La donna era stata sottoposta a febbraio a un intervento per l'asportazione di un polipo. Durante l'operazione si era perforato lo stomaco, rendendo necessario un secondo intervento. Dimessa dopo una settimana, la donna è morta dopo il rientro a casa. Ci occupiamo della vicenda della Sea-Watch perché lo Stato risarcisca appunto la Sea-Watch dopo la decisione del Tribunale di Palermo che condanna al pagamento i ministeri. Si infiamma lo scontro politico tra governo e magistrati. La vicenda, lo ricordiamo, è quella della nave della ONG tedesca che forzò il blocco navale di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti sull'isola. Lorena Dolci. La Sea-Watch si dice pronta a ripartire per il Mediterraneo, lasciandosi dietro l'ennesima scia di polemiche e scontro tra giudici e governo. L'ultima decisione che scatena l'ira di Meloni e Salvini è quella del Tribunale di Palermo, che obbliga i ministeri dell'Interno, dei Trasporti e dell'Economia e la Prefettura di Agrigento a pagare alla ONG tedesca un risarcimento di circa 76.000 euro per i danni patrimoniali subiti a causa del fermo della nave Sea-Watch 3. Nel luglio del 2019 l'allora comandante Carola Rackete forzò il blocco navale di Lampedusa, speronando durante le manovre anche una motovedetta della Guardia di Finanza per far sbarcare sull'isola 42 migranti. L'attivista fu arrestata rischiando fino a 15 anni di carcere, ma poi il GIP di Agrigento dispose l'archiviazione. Adesso arriva il conto che fa infuriare il governo Meloni. La Premier parla di notizia vergognosa che lascia senza parole. Per Salvini il pregiudizio politico dei giudici si trasforma in un'azione contro l'Italia e gli italiani. Il tutto nel pieno di una campagna referendaria sempre più infuocata e dopo il richiamo del Capo dello Stato al rispetto fra le istituzioni. Intanto il Tribunale di Catania ha revocato il provvedimento di fermo di 15 giorni e la sanzione inflitta ad un'altra nave della ONG, la Sea-Watch 5, perché dopo un'operazione di salvataggio non aveva comunicato alle autorità libiche la sua posizione. Il risarcimento dimostra ancora una volta che la disobbedienza civile è tutt'altro che arroganza, ma protezione del diritto internazionale, ha detto la portavoce di Sea-Watch, Giorgia Linardi. Il prossimo 4 luglio Papa Leone sarà proprio a Lampedusa. Accogliamo con profonda emozione e felicità la notizia della visita, così commenta il sindaco dell'isola Mannino. Ascoltiamolo. Il prossimo 4 luglio Sua Santità Papa Leone XIV sarà in visita a Lampedusa. Per noi è un momento storico e siamo profondamente onorati di accogliere il secondo pontefice nella storia della nostra isola dopo la visita del 2013 di Papa Francesco, che ha segnato profondamente la nostra comunità. Lampedusa è molto più di un luogo simbolico e questa visita è un riconoscimento alla storia, all'identità e ai valori della nostra gente e della nostra cultura. Accoglieremo il Santo Padre come sappiamo fare noi lampedusani,
con rispetto, con dignità e soprattutto con il cuore aperto. Arrivano i fondi di protezione civile nazionale per il ciclone Harry e la frana di Niscemi. Ecco cosa ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri. Mario Viola. Arrivano 1.200 milioni di euro per l'emergenza nel sud Italia. Il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge con due diversi interventi, uno per il ciclone Harry, un altro per la frana di Niscemi. 1.050 milioni di euro in totale sono le somme destinate al ciclone e saranno suddivise fra le tre regioni colpite, ovvero Calabria, Sicilia e Sardegna. Alla Sicilia toccano dunque 350 milioni di euro che saranno gestiti dal commissario straordinario per l'emergenza, che è il presidente della regione Renato Schifani. Sono tre gli assi di intervento: da una parte il ripristino delle strade, la messa in sicurezza delle infrastrutture e dell'arredo urbano, poi la ristrutturazione di abitazioni e attività commerciali. Infine il terzo asse di intervento riguarda il sostegno al reddito di chi ha perso le attività. Finanziamenti collaterali riguarderanno settori specifici: 5 milioni di euro vengono stanziati esclusivamente per il turismo a partire da quello balneare, 90 milioni per servizi di varia natura sono messi a disposizione delle aziende del settore dell'export. Diverso il percorso per Niscemi, che può contare su 150 milioni di euro autonomi, cui è stato nominato commissario straordinario il capo della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano. I fondi serviranno all'erogazione del contributo per l'acquisto di una nuova casa, ai lavori sul versante franoso e al ripristino della viabilità. Nella norma previste anche deroghe e semplificazioni nel settore ambientale. Finanziamenti collaterali permetteranno la sospensione di tasse e contributi, il sostegno al reddito dei lavoratori privati e autonomi, oltre a quelli commerciali. E noi siamo tornati a Niscemi, dove continua il monitoraggio con i droni, la frana che oggi non ha fatto registrare nuovi smottamenti, e per gli sfollati tra case da trovare, strade interrotte, oltre 1000 richieste, la situazione resta complessa. GR Italia. A Niscemi prosegue l'attività dei droni e continua il monitoraggio del versante. I sensori installati lungo la provinciale 12 al momento non segnalano nuovi movimenti. Intanto continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco, 36 interventi solo ieri, quasi 1500 dall'inizio dell'emergenza. Mercoledì 25 febbraio, a un mese esatto alla frana, il Comitato degli Sfollati organizzerà una fiaccolata per mantenere i riflettori accesi su una crisi che è ancora tutta da superare. Domani invece partiranno i primi 150 pagamenti del contributo di autonoma sistemazione per le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo la frana. Un primo segnale concreto annunciato dal sindaco Massimiliano Conti durante la riunione del centro di coordinamento soccorsi in prefettura. Le domande presentate al comune sono già 1144, quasi 500 per ottenere il contributo all'alloggio. Sul fronte delle soluzioni abitative la mappatura parla chiaro: 311 immobili disponibili alla vendita, appena 39 quelli in affitto. Numeri che raccontano una difficoltà reale nel garantire tempi rapidi per la sistemazione definitiva degli sfollati. Resta invece critico il nodo della viabilità. La prossima settimana, dopo averle liberate da fango e detriti, partiranno i lavori sulle provinciali 82 e 35, mentre l'esercito asfalterà la trazzera verso San Michele di Ganzeria. Per l'unica strada di collegamento rimasta, la SP11 invece, è allo studio un nuovo tracciato più sicuro e lontano dalla frana. Subito dopo questo telegiornale a Sicilia 24 Focus si parlerà di debiti col fisco, della possibilità di rottamare le cartelle esattoriali, di pagare dunque con delle agevolazioni anche le multe stradali. Ospiti di Adelaide Barbagallo, pronto a rispondere alle vostre domande, il commercialista Armando Crispino. Appuntamento dalle 14.30 su Telecolor in streaming sull'app Sicilia Web. I vostri messaggi al 342 7455 005. A Catania è scoppiato un incendio nella trattoria del lago in via Lago di Nicito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, e dalle prime indagini l'incendio sarebbe di natura doloso. L'attività commerciale vicino all'incrocio con via Plebiscito, dove nei mesi scorsi sono stati sparati colpi di pistola contro un'altra trattoria. La cronaca giudiziaria dopo la misura dei domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso e per il suo collaboratore Lorenzo Tricoli, emergono ora nuovi contenuti dall'ordinanza. Sentiamo Rita Cinardi. Per il GIP di Caltanissetta Santi Bologna, il deputato di Forza Italia Michele Mancuso avrebbe mostrato infedeltà grave e profonda avidità personale. Sono le osservazioni riportate nell'ordinanza che ha portato agli arresti domiciliari Mancuso e il suo braccio destro Lorenzo Tricoli nell'ambito di un'inchiesta sui contributi regionali destinati agli spettacoli. Nel procedimento risultano indagati per corruzione anche Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizzioli, nipoti di Tricoli, accusati di aver versato tramite quest'ultimo 12.000 euro in 3 tranche a Mancuso per ottenere fondi
fondi regionali pari a 98.000 euro. Secondo il giudice, il deputato avrebbe manifestato una spiccata capacità a delinquere, agendo per motivi esclusivamente economici e tradendo i doveri di dignità e onore legati alla carica pubblica. Nell'ordinanza si parla di un vero e proprio programma criminoso sviluppato con Tricoli, finalizzato a orientare le procedure per l'assegnazione dei contributi regionali. Per il GIP la misura dei domiciliari era necessaria per evitare il rischio di reiterazione dei reati. Analoga valutazione per Tricoli. Il giudice richiama la spregiudicatezza mostrata dall'indagato e una versione dei fatti ritenuta smentita dalle videoriprese. A pesare nella decisione anche i suoi precedenti penali, condanne per bancarotta fraudolenta, minacce e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Si ha scoperto un covo della droga in un bunker dentro un palazzo in via Orfanotrofio nel quartiere San Cristoforo. A gestire l'attività di confezionamento delle dosi, 2 pusher catanesi di 19 e 20 anni trovati in possesso di 2 kg tra marijuana, hashish e wax, nascosti in un frigobar e in un forno a microonde. Ci fermiamo una breve pausa e poi andremo a Catania, dove ancora è sempre più inciviltà per la presenza di rifiuti non solo sui marciapiedi ma dovunque. Catania ancora ostaggio dell'inciviltà, divani, frigoriferi e water abbandonati su strade e marciapiedi. Vi mostriamo alcuni esempi. Tonino De Mana. Divani, frigo, sanitari in disuso, altro che isole ecologiche. A Catania ogni marciapiede è buono per disfarsene e poco importa se in centro o in periferia. Le immagini che vedete arrivano dal trafficato Viale Mario Rapisardi, uno degli snodi più importanti della città ed uno dei più bistrattati. Colpa soprattutto di sacche di inciviltà difficili da debellare. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55005 e molte sono concentrate tra Viale Mario Rapisardi appunto e via Miraglio Caracciolo. Qui, all'altezza di una fermata dell'autobus, si può notare un'autentica zona comfort con un bel divano in pelle lasciato sul marciapiede. Chi lo ha abbandonato avrà pensato almeno servirà ancora qualcosa. Così si riposano le persone che prendono l'autobus, hanno il momento per riposarsi. Eppure qua vicino c'è un'isola ecologica. Eh sì, però la pigrizia lei mi insegna che è una brutta bestia. Si stancano, al modo più facile possibile, escono e lavoro. Non penso che siano persone degli altri quartieri. In Viale Mario Rapisardi, sempre in prossimità di una fermata AMTS, c'è invece un frigorifero che magari non è comodo come il divano, ma è comunque utile, visto che quest'anziano ha pensato bene di accomodarsi in attesa dell'autobus. Mettere prima un gabinetto con un coperchio completo qui e poi mettere un frigorifero dopo 10 giorni mi sembra una cosa inaudita. È una questione di civiltà, è una lotta, io dico impari. La domanda sorge spontanea. Chi ha buttato il frigo in Viale Mario Rapisardi non poteva lasciarlo all'isola ecologica? Già, ma sarebbe stato troppo semplice. Nino D'Angelo torna nei palazzetti con il suo nuovo tour I miei meravigliosi anni 80 e celebra 50 anni di carriera, il debutto domani al Pala Catania. Desiree Ferlito. 50 anni di musica, di emozioni, di storia. Nino D'Angelo torna nei palazzetti per celebrare la storia d'amore con il suo pubblico e lo fa in grande stile con I miei meravigliosi anni 80 bis Palasport Tour 2026. Mezzo secolo di canzoni diventate colonne sonore di intere generazioni. Senza giacca di cravatta così C'è una voglia di raccontarmi più che altro, perché la nostalgia sì, è normale, voglio dire, però a me piace molto pensare al futuro, però nel caso degli anni '80 sono stati gli anni meravigliosi, indimenticabili. Dopo un 2025 da incorniciare tra sold out e il successo del docufilm Nino 18 giorni, applaudito anche alla mostra del cinema di Venezia, l'artista napoletano riabbraccia il suo pubblico iniziando proprio dalla Sicilia, dove sarà domani al Pala Catania. Come un ritorno alle origini, un cerchio che si chiude proprio dove, davanti al pubblico siciliano, iniziò a prendere forma il suo sogno. Piazza Calza è stato il battesimo siciliano e Palermo mi dimostrò quella sera di amarmi. Lo fa tuttora, ma lo fa
tutta la Sicilia, Catania, Palermo, Messina, Madonna, è troppo bello. Quando vado in Sicilia mi sento a casa mia. In scaletta brani simbolo dagli anni 80 a oggi, tra ricordi, immagini e nuove sorprese. Più di un concerto, una festa collettiva che attraversa generazioni e rinnova un legame lungo 50 anni. Dopo la breve pausa il calcio, il Catania che si impone contro il Trapani e vince 4-0, invece un momento delicato per Trapani e Siracusa. Eccoci al calcio, il Catania si impone nettamente sul Trapani e accorcia in classifica rispetto al Benevento. Una serata ricca di gol e anche di commozione dopo la scomparsa di Orazio Russo. Marco Carli. Catania-Trapani vissuta nel segno di Orazio Russo, prima, durante e dopo la partita. La commozione era palpabile per tutti, la maglia con il numero 7, l'omaggio del Trapani ai figli, gli applausi e alla fine le parole di chi lo ricorda e di chi gli dedica la vittoria. Orazio lo conoscevo molto bene, ci sentivamo spesso, avevamo un bellissimo rapporto costruito dalle tante battaglie in campo. Vogliamo dedicare questa vittoria ad Orazio, ringraziare anche i tifosi che in questi giorni gli hanno dato il giusto tributo a un ragazzo straordinario. Penso che l'uomo del match è stato Orazio, perché alla fine oggi volevamo regalare almeno una gioia alla città, alla squadra, insomma soprattutto alla famiglia che ha vissuto sicuramente dei giorni difficili. Sul campo il Catania vince senza troppe difficoltà, uscendo dalla mini striscia negativa e inasprendo la crisi del Trapani alla quarta sconfitta consecutiva. Partenza lanciata dei rossazzurri, ma occasioni anche per i Granata. Poi l'autorete di Pirrello indirizza inerzia e incontro. Pieraccini, con insistenza di testa dopo il mezzo miracolo di Galeotti, ribadisce la superiorità etnea. Nella ripresa emerge Ponsi all'esordio e autore di 2 assist per il 3-0 di Jimenez, bella azione rossa-azzurra che parte da Bruzzaniti, e il 4-0 del rullo compressore Casasola, gol con dedica a Orazio Russo. Benevento adesso a +5. Giocavamo solo noi, era una bella opportunità di accorciare, questa vittoria ci permette di raddrizzare un po' il nostro percorso che è ancora lungo. Momento delicato sia per il Trapani sia per il Siracusa in campo, ma non solo. A preoccupare l'importante penalizzazione che potrebbe essere inflitta agli azzurri. Francesco Triolo. Per Siracusa e Trapani non è solo una questione di risultati, la partita più difficile si gioca fuori dal campo, soprattutto per gli azzurri. Sul Siracusa infatti incombe una penalizzazione che rischia di stravolgere la stagione. Il mancato versamento degli F24 legati alle ritenute del secondo trimestre ha aperto un nuovo fronte con la giustizia sportiva. Dopo i primi punti già destinati ad arrivare dal Tribunale federale, il club rischia una seconda sanzione che potrebbe portare il totale fino a 9 o addirittura 10 punti di penalizzazione, un colpo durissimo soprattutto sul piano psicologico che potrebbe far scivolare il Siracusa all'ultimo posto e compromettere seriamente la corsa salvezza. I tifosi contestano e chiedono chiarezza mentre il tempo stringe, il futuro resta appeso alle scadenze. Situazione diversa ma altrettanto delicata a Trapani, qui il problema è oggi sportivo ma affonda le radici nel clima di forte difficoltà che la società sta vivendo da inizio stagione. La sconfitta del derby con il Catania ha lasciato il segno, 4 gol incassati e una squadra apparsa fragile. Aroni che è stato chiaro: così non ci salviamo, ha detto. I Granata arrivano da 4 KO consecutivi e faticano a staccarsi dalla zona play-out. Serve un cambio di atteggiamento immediato mentre la pressione aumenta e ogni errore pesa il doppio. Insomma, per Trapani e Siracusa la partita decisiva si gioca adesso, tra conti, scadenze e scelte che possono decidere il destino di un'intera stagione. È tutto, la prossima edizione alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.